Buongiorno a tutti, penso che possiamo andare subito a vostre domande. Prego. Come state? Bene, la squadra sta bene. Dopo di partita in Trapani abbiamo riuscito per parlare un po' di allenare, per vedere che tipo di errori abbiamo fatto. Di là anche dobbiamo parlare di squadra di Trapani, che era una squadra ottima per giocare contro, soprattutto sul loro campo, però di là abbiamo fatto errori, diciamo tipo Brescia, dove in ultimi 2-3 minuti abbiamo fatto errori in difesa, soprattutto in difesa, che mi non hanno piaciuto. Però penso che squadra gioca un pallacanestro in livello alto, che sempre lotta mai molla, e questo è una DNA. Adesso viene Pistoia, squadra che già sta in seconda divisione, per una squadra con un allenatore molto molto serio, una squadra che gioca senza pressione, che ti vuole fare problema. Io chiamo queste partite più pericolose, però penso che noi siamo sufficientemente maturi per giocare questa partita e andare avanti con il nostro pallacanestro. Con l'ultima che avete giocato in casa, ricordo che lei ha detto che è stata una bellissima festa dello sport con il pubblico. Sì, eccetera. sì. Si aspetta che si ripeta questa Sì, situazione? noi vogliamo andare in questa direzione. Anche in Trapani era lo stesso, però fuori casa era una partita di livello altissimo. Noi vogliamo continuare sulla stessa strada, vogliamo giocare, non solo vincere, noi vogliamo giocare un pallacanestro a livello alto, vogliamo ripetere. Ecco, a livello di condizioni, i vari Lever e Fernandez sono ancora out? No, sono out. Senti, coach, come sta Manford? Scusa, aver fatto... Bene, benissimo. Potrebbe essere l'occasione di vederlo nei 12 contro Pistoia? No, perché tutti sono sani, perché io non voglio toccare la mia squadra, però comportamento, level di professionalismo, in forma ottimo. Il fatto di avere le altre partite durante la giornata, ad esempio Tortona che gioca nel pomeriggio, quindi saprete già il risultato, vi può distrarre, condizionare? Ho dimenticato quando sono stato in queste condizioni, però posso dire dalla mia esperienza, io preferisco fare tutto che posso fare io. Pochi ti regalano o danno qualche cosa, penso che dipende da se stesso, e altri che fanno. Anche perché il vostro destino è tutto nelle vostre mani. Sì, quindi sì. non dovete aspettare i risultati. Esattamente. Forse il destino sta, se vincete, cercare di scalare qualche posizione. Questo non lo so, però è l'unica cosa che capisco, che noi dobbiamo vincere. Senti, coach, queste ultime tre, prima playoff, comunque queste ultime tre che abbiamo, dove dobbiamo alzarci un pochino? Però lei con me è già 2 anni e mezzo, dunque io parlo solo di Pistoia, no, non ti voglio dire questo. Dove dobbiamo crescere, dove dobbiamo salire? Noi parliamo dopo di partita contro Pistoia di questo tema. Sei presente lo stesso io qua, tu di là, dunque no. Sì, giochiamo contro una squadra che sappiamo che cercherà di giocare, di finire la stagione nel miglior modo possibile. Ancora i numeri non la condannano, però ecco, dopo tutte le loro difficoltà sono sicuro che comunque verranno qua per onorare la maglia. Conosco quel posto, conosco la società, i ragazzi che ci giocano, quindi sono sicuro che verranno qua per giocare 40 minuti di una partita vera, e quindi dovremo sicuramente fare attenzione sui loro punti di forza per tutti i 40 minuti. Personalmente come stai, la tua condizione insomma? Fisica sono discretamente, sto bene abbastanza, mi tiro ancora dietro il problema alla caviglia che ogni tanto mi dà un po' fastidio, però per il resto cerco di farmi trovare pronto il più possibile. Senti, ti aspettavi una stagione così travagliata di Pistoia?
Sinceramente no. Dopo comunque tutti gli sforzi che hanno fatto per tornare su dopo gli anni di A2, anzi da quando si sono autoretrocessi, ecco, 2 anni fa, e tutti gli sforzi che hanno fatto per tornare, ecco, pensavo che ci fosse no, una base molto solida, così era. Poi a quanto pare col cambio di gestione, tanti cambi interni che hanno avuto, ecco, si è perso un po' qualcosa, quindi dispiace molto, però ecco, sono sicuro che c'è tanta passione per il basket a Pistoia, quindi sono sicuro che torneranno in questi livelli. Non sono retrocessi, però ecco, sono sicuro che quando le acque si calmeranno, ecco, tornerà tutto come sono abituati, ecco, a gestire le cose. Quindi per quanto riguarda voi, avere tutto nelle vostre mani quanto conta? Sì, no, assolutamente, tantissimo. Essere padroni del nostro destino è quello che cerchiamo da sempre, dall'inizio della stagione, quindi sappiamo quanto è importante, sappiamo che è una partita fondamentale per i playoff e per continuare la nostra stagione. Senti Davide, un campionato così equilibrato, può essere l'anno di un underdog? Sì. Assolutamente sì, dalla Coppa Italia già l'anno scorso, no, con Brescia, e quest'anno con Trento, col fatto che ci sono tante squadre lì a pari punti che si lottano la posizione per i playoff e per le prime posizioni. Sì, c'è tanto talento in ogni squadra e secondo me, ecco, i playoff di quest'anno saranno veramente belli. E noi per giocarci qualche chance dove dobbiamo crescere? Dove dobbiamo crescere? Allora, secondo me nell'ultima partita abbiamo fatto tanti errori dal punto di vista della gestione della palla, abbiamo fatto tanti errori contro la loro pressione, quindi sicuramente da quel punto di vista e giocare insieme, ecco, secondo me queste sono le 2 chiavi su cui fare un pochino più di attenzione, e poi cercare di rafforzare i nostri punti di forza, che sono la difesa, i rimbalzi offensivi e difensivi, e questo, ecco. Senti, una domanda è: come stai vivendo il momento più che positivo di tuo papà? Ma sono molto contento per lui, sono contentissimo per lui, perché ha passato degli anni magari con delle società, magari quando Siena è fallita, Reggio Calabria è fallita, dove avevano, ecco, dei progetti importanti, e lui era carico, aveva voglia di rimettersi in gioco, e quindi sono stati degli anni in cui non gli è andata bene, e ha aspettato dopo Cremona, è arrivata un'ottima opportunità in una piazza come Torino, e sono molto contento, ecco, che stia andando bene, che si sia acceso un grande entusiasmo attorno alla squadra, e lui pure è molto contento, e quindi anche loro si giocheranno le loro carte nei play-in, magari anche subito i play-off, dipende un po' da queste ultime 2 partite, e quest'ultima partita anzi, e quindi sono contento per lui, assolutamente.